in collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchina Andrea e Carlo, la galleria del gusto, nelle migliori gastronomie e supermercati. Amiche e amici di Antenna 3, benvenuti all'appuntamento con Ore 13, l'incontro del venerdì ai nastri di partenza anche quest'oggi. Il titolo della puntata, alla quale naturalmente ci auguriamo seguirete con la massima attenzione, è l'opera barocca. Per farlo quest'oggi ho chiesto aiuto a delle amiche, a degli amici che sono con noi per parlarci di questo genere musicale che, ahimè, non è molto conosciuto. Quindi quale occasione migliore se non Ore 13 per parlarne? Lo faccio con il soprano di opera Elena De Simone. Buongiorno Elena. Buongiorno. Con il maestro Carlo Steno Rossi, benvenuto. Buongiorno. Maestro. Grazie. Ed il maestro Sergio Balestracci. Benvenuto maestro. Buongiorno. Allora, prima di entrare a pieno titolo nell'argomento della nostra trasmissione, volevo semplicemente in pochi secondi farvi conoscere gli ospiti che ho quest'oggi, perché l'argomento secondo me è molto interessante. Il fatto che abbiamo deciso di parlarne perché vogliamo dare risonanza a questo genere che, come dicevo poco fa, ahimè, è poco conosciuto, quindi giusto per calibrare il tiro. Elena, parliamo un po' di lei, facciamo subito capire a casa con chi abbiamo a che fare quest'oggi. Allora, io sono una cantante lirica, quindi questo è il mio mestiere, mi sono diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello in canto lirico e ho anche studiato pianoforte, diplomandomi sempre nello strumento al Conservatorio di Trieste. Da allora ho cercato di portare avanti la passione del canto lirico, mettendo in scena delle opere, cantando in diverse produzioni, ecco, e in particolare appunto mi sono dedicata all'opera antica, all'opera barocca, appunto questa opera un po' rara, ecco, come lei diceva prima. Opera barocca. Maestro Carlo Steno Rossi, clavicembalista e trascrittore, Sì. Due ruoli importanti. Ci racconti un po' di lei? Io principalmente sono nato come pianista, mi sono diplomato in pianoforte al Conservatorio di Trieste, poi la passione per la musica antica, quindi del 600-700, mi ha portato a analizzare altri strumenti che sono i precursori del pianoforte, quindi il clavicembalo, l'organo. Mi sono diplomato anche in clavicembalo e poi ho iniziato a suonare in orchestre barocche specializzate nell'esecuzione su strumenti antichi. E contestualmente mi occupo anche dell'attività di trascrittore, ovvero il recupero di partiture antiche, fare edizioni moderne, revisionarle e poi metterle in scena. Interessante decisamente, questo è un passaggio che vorrei approfondire con lei in modo particolare. Maestro Sergio Balestracci, mi piace partire con direttore d'orchestra, me lo conceda. Sì, in realtà naturalmente io sono partito in modo diverso, su due binari per così dire. Ho fatto gli studi universitari e sono partito suonando il flauto dolce, che presente quello strumento da bambini che si suona nelle scuole medie, ecco, che non è solo uno strumento da bambini naturalmente. Con questi due elementi congiunti ho condotto tutta la mia vita professionale delle ricerche nel campo della musica antica, facendo concerti, pubblicando edizioni e infine, dopo i primi anni di attività, anche come direttore sia di coro sia d'orchestra, quando questo è stato possibile. E ho anche qualche esperienza di direzione di opere barocche, giusto appunto, anche se il filone principale mio è quello della direzione nel campo della musica sacra. Lei è stato insegnante del Conservatorio Pollini di Padova, tra l'altro. Sì, fino a 3 anni fa. Sì. Adesso si riposa, ascolta meglio la musica, che fa? Avrei pensato di riposarmi, in realtà sono più impegnato di prima perché ho concerti abbastanza spesso, sia come flautista che come direttore.
Anch'io sono impegnato sul fronte della ricerca musicale, quindi trascrizione di musiche. Ora abbiamo anche con Carlo un progetto di istituzione di una casa editrice, abbiamo già moltissimo materiale, quindi insomma... ne abbiamo ancora di cose da fare. Prima di infilare i pantofoli passeranno un po' di anni ancora. Senta Elena, cerchiamo perlomeno di spiegare quest'oggi, mettiamo un po' di ordine, perché parliamo di un'opera barocca, magari la gente dice vabbè, cos'è sta cosa? Noi vogliamo mettere ordine, spieghiamo bene di che cosa si tratta. Benissimo, allora innanzitutto possiamo dire che l'opera barocca è l'opera che viene prima dell'opera molto più comunemente conosciuta, quindi di autori come Verdi, Puccini e opere famose quali la Traviata, la Tosca e quant'altro. Quindi noi ci occupiamo di tutto quel periodo che viene prima. Ecco. E questo periodo è molto grande, si tratta appunto di quasi 2 secoli, il 6-700, dove molti autori si sono cimentati nel fare questi lavori di opere, di scrittura, anche di sperimentazione, perché Monteverdi, per esempio, che è stato il primo, diciamo, che ha quasi, si può dire, inventato il melodramma, è stato quello che appunto ha sperimentato nello scrivere, anche proprio nell'inventare un genere che poi man mano si è consolidato e che ha preso diverse forme poi nei vari periodi storici. E appunto tra questi ricordiamo anche autori come Vivaldi, il veneziano Vivaldi, oppure Scarlatti o altri tanti ancora, ecco, che si sono cimentati in questo genere di opera, che erano appunto numerosissime, erano tante per un grandissimo arco di tempo, appunto, e che sono appunto, non voglio dire dimenticate, però poco conosciute, ecco, questa è la dimenticate, sì. A proposito di dimenticare o di poco conosciute, dicevo che l'intento di questo appuntamento di Ore 13 è quello di farvi conoscere, voi sapete come sempre lo facciamo in punta di piedi. Io vorrei approfittare, visto che abbiamo anche dei piccoli contributi filmati quest'oggi, di far vedere delle piccole pillole, se lei è d'accordo Elena, giusto perché cominciamo ad assaporarlo questo genere musicale. Per cui se la regia è pronta, noi mandiamo il piccolissimo contributo che è tratto da quale opera, Elena? Pimpinone di Albinoni. Allora lo mandiamo in onda e poi ne parliamo in maniera diffusa. Prego. È il là che abbiamo... Maestro, dico bene, è il là? Ho dato il là? Ho dato la nota? Sì. Di solito con che nota si parte? In quest'opera con che nota parte, maestro? Non lo so, bisogna vedere l'accordo, che accordo era. Senta Elena, parliamo di quest'opera intanto, allora. Che cosa tratta? Allora, la trama è molto divertente, si tratta appunto di questa servetta, Vespetta di nome, la quale, come avete visto prima, si lamenta, no? È povera, c'è questi stracci che si porta dietro, eccetera, e sta cantando "Chi mi vuol son cameriera, fo di tutto, pian mi intendo di quel tutto che conviene". L'ho detto perché, allora, lei sta cercando un padrone e lo troverà in Pimpinone, e questo padrone lo sta cercando perché lei vuole sistemarsi. Questa è la cosa molto semplice. Voi l'avete su casa, insomma. Esattamente, è stanca di questa condizione di cameriera, è stanca di questa vita, no? E appunto nell'opera iniziale lei è appena stata buttata fuori dalla precedente padrona, che non la vuole più, e quindi sta cercando appunto padrone e dice: io fo di tutto, pian di quel tutto che conviene. Lo dico perché appunto è un'opera su, come dire,
sul perbenismo, cioè questa ragazza, questa Vespetta riesce poi nel suo intento, ecco qui già dico la fine, usando appunto queste doti, queste virtù se vogliamo chiamarle, di perbenismo, di gentilezza, no? E appunto di moralità se vogliamo, almeno moralità di facciata, anche se poi magari non è detto appunto che lei pensi esattamente quello che in realtà lascia credere agli altri. Doti di seduzione, immagino, no? Sì. Doti di seduzione. Doti di seduzione, sì, decisamente. Beh, parliamo di donne, qui potremmo spendere parole e parole, maestro. Ah, certamente. Senta Elena, mi perdoni, ma lei è molto giovane, come mai una persona come lei decide? Io posso capire che ha sentito l'esigenza spontanea, naturale, questo trasporto per questo genere di musica, per questo genere di canto. Ma a me è sempre piaciuto in realtà, quindi da quando ero bambina, da quando avevo 5 anni, mi sono appassionata di Mozart in realtà, da lì poi come dire, si è aperto un mondo, si sono aperti altri autori. I miei autori preferiti sono innanzitutto Mozart e Bach, anche se sappiamo che Bach non è famoso proprio per l'esecuzione delle opere, ecco, sì, non ha scritto opere, però da lì è nato proprio questo mondo, eccetera. E mi sono sempre sentita attratta dal canto, dalla recitazione e dall'aspetto anche della messa in scena dello spettacolo, cioè la musica è bellissima e la musica messa in scena nello spettacolo è ancora più bella, e secondo me in queste opere, come anche in quelle dell'Ottocento, la parte di recitazione emerge molto, è molto presente, e quindi in questo senso mi affascina. È stata affascinata. Maestro, posso dire che parlando di generi difficili, poi trovano difficile riscontro anche nelle produzioni di questi spettacoli di chi crede in una produzione di questo tipo, e quindi il terreno, ahimè, non è proprio tra i più semplici. Ma da noi in Italia l'opera barocca qualche tentativo si è fatto, ma deve ancora prendere piede, ben diversamente da quello che è successo per esempio in Francia, dove il genere è diventato addirittura popolare. C'è stato questo musicologo e direttore d'orchestra, Christy si chiama, il quale ha rispolverato le antiche opere barocche francesi e il pubblico lo ha seguito. E tuttora il genere è molto popolare. I festival programmano opere del Settecento, e i concerti o anche gli spettacoli in forma scenica sono sempre pieni di gente, di giovani. Da noi questo è ancora tutto molto da fare, nel senso che l'ipoteca della musica ottocentesca è forte da noi. Per esempio il teatro La Fenice, mi raccontava un amico che canta nel coro della Fenice, se ricordo bene i numeri, ma credo di non sbagliare, su 152 rappresentazioni in un anno, 52 solo sono di Traviata, per esempio. Ritorno subito su questo argomento perché mi piace particolarmente, vorrei approfondirlo in maniera diffusa con lei. Ci fermiamo qualche istante, c'è la prima pausa della nostra trasmissione, torniamo subito con Ore 13. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca.
Eccoci nuovamente in studio per riprendere il cammino di Ore 13 del venerdì. Quest'oggi vi parliamo di opera barocca. Lo facciamo con i nostri protagonisti che vado a salutare nuovamente. Elena De Simone, soprano di opere liriche, ben ritrovata Elena. Il maestro Carlo Steno Rossi, ben ritrovato, ed il maestro Sergio Balestracci. Proprio con lei, maestro, ci eravamo lasciati prima della pausa pubblicitaria parlando della difficoltà di far conoscere queste opere, anzi possiamo dire che il pubblico, ahimè, non le conosce proprio, percentualmente? Sì, ma soprattutto il discorso è questo, gli argomenti dell'opera barocca erano argomenti mitologici o storici, non so, Alessandro Magno, Achille in Sciro, mentre i libretti dell'opera romantica rivelano delle trame in cui il pubblico si riconosce. Molto è cambiato appunto nel passaggio dal 7 all'800. Questo forse è uno dei motivi fondamentali. E poi bisogna tener conto del fatto che le opere barocche sono moltissime, come si potrebbe mettere in scena tutte. Il più sconosciuto dei compositori antichi, se lei va a guardare sull'enciclopedia, ha scritto 30, 40, 50 opere per esempio. Di Vivaldi si conosce per esempio le 4 stagioni, tutte le conoscono, ma quanti sanno che Vivaldi ha scritto una cinquantina di opere? Il problema è questo qui fondamentalmente, e i nostri teatri fanno, forse anche giustamente, organizzano stagioni di opere di repertorio, cioè quelle ben conosciute che il pubblico ama e che vuole continuare a sentire. E a proposito di teatri, maestro Rossi, dicevamo come tante sono le opere in un tempo scritte, adesso non ce ne sono più, tanti erano i teatri che ahimè oggi sono molti, ma molti di meno. Sì, in effetti dobbiamo ricordare che proprio a Venezia nacque il primo teatro aperto al pubblico, che era il San Cassiano nel 1637. Da quell'anno, successivamente nell'arco di un paio d'anni, sorsero subito degli altri, il San Giovanni Grisostomo, che è l'attuale Malibran ad esempio, e successivamente fino alla fine del secolo si arrivò ad avere aperti in città, a Venezia, e quasi contemporaneamente 16 teatri, e nell'arco di questo periodo fino alla fine del Settecento i vari compositori, non solo veneziani ma anche napoletani, che venivano a Venezia a lavorare, scrissero, come diceva il maestro Balestracci, per ciascuno si conoscono 40-50 opere, perché la cosa da ricordare è che il lato impresariale del teatro consisteva nel fatto che ogni impresario da contratto doveva assolutamente chiedere al compositore un'opera nuova ogni stagione per la scena, per la piazza, e di conseguenza il pubblico voleva ogni anno, ogni stagione avere sentire un'opera qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo. Certo. E a proposito di cose nuove, lei, Elena, oltre a cantare, si occupa anche della divulgazione, uso questo termine, poi lei mi corregga se non è quello idoneo, di questo genere musicale, tanto che ha dato vita ad un'associazione. Sì, l'associazione Lirica Viva, appunto. Che ha sede, diciamolo già, a San Donà di Piave, e ha questo scopo, cioè sì, diffondere la cultura, la conoscenza di questo genere musicale. Sì, di questo genere musicale, in particolare appunto di questo genere di opere. Io volevo agganciarmi al discorso del maestro Balestracci, perché è vero quello che giustamente il maestro diceva dell'opera barocca, di questi titoli, no, un po' mitologici, un po' lontani dal gusto del pubblico, però effettivamente quello che appunto mi propongo di fare attraverso questi intermezzi, ecco, che in realtà non sono proprio opere, sono degli intermezzi di cui appunto vediamo questi spezzoni. Lo scopo è questo, cioè secondo me in queste opere la trama è molto più vicina alle persone, il genere comincia a diventare vivo, sono delle trame vive, delle trame vere. Se io penso a quest'opera Pimpinone, la ragazza, ecco, che vuole banalmente sistemarsi col ricco signore, è una trama attualissima, senza tempo, quindi in questo senso anche io credo molto in questo genere, che poi
in qualche modo, no, diventa anche il progenitore dell'opera buffa, dove l'essere umano viene descritto nella sua completezza in una maniera anche molto semplice, molto veritiera. Sì, se posso intervenire, gli intermezzi dell'opera buffa sono veramente degustabili ai tempi nostri, sono interessanti, la gente si diverte, insomma. È l'opera seria il problema. Io personalmente come musicologo sarei anche ben contento se si producessero delle opere serie, ma mi rendo conto che spesso l'opera seria è anacronistica ai tempi nostri, ecco, intanto perché è molto intricata, risponde all'unità d'azione aristotelica, si fa fatica a seguire la trama, i personaggi sono personaggi lontani da noi, stilizzati, ci sono dei problemi di questo genere, effettivamente. Del resto si chiamano intermezzi perché venivano proposti tra un atto e l'altro delle opere serie e quindi la gente si divertiva nel venirsi rappresentata nel libretto, ed c'è da ricordare sempre che Venezia, come anche in altri campi, fu la prima, ad esempio, a far stampare obbligatoriamente dei libretti per i soli intermezzi a parte, oltre ai libretti dell'opera che andava in scena. Noi stiamo guardando, le ho chiamate piccole pillole, in realtà Elena ha corretto subito il tiro, giustamente. Vi abbiamo fatto vedere nella prima parte della trasmissione un piccolissimo frammento del Pimpinone. La protagonista come si chiama, tra l'altro? Vespetta. Adesso vediamo a che punto è del suo operato, vediamolo nel secondo contributo filmato che abbiamo. Lascia i complimenti. Sì, complimenti, in cammino, tu hai ragione. Illustrissimo padrone. Si chiude il sipario, Elena, quindi vuol dire che è arrivata al raggiungimento del suo obiettivo? Non ancora, non ancora. È solo la fine della prima parte. No, qui lei è riuscita a farsi ingaggiare come cameriera dal padrone, e quindi sì. Parliamo un po' di numeri, Elena. Quanti siete in scena e quanti orchestrali avete a vostra disposizione per un'opera come questa? Allora, in scena siamo 2 cantanti protagonisti e quindi più magari alcune comparse che sono state decise per l'occasione, no? Cioè da partitura sono 2 cantanti, ecco. E gli orchestrali sono pochi perché per questo tipo di opere sono sufficienti. Sento un clavicembalo? Un clavicembalo e un quartetto d'archi, esatto, ecco, sì. quindi. Infatti è piuttosto semplice mettere in scena, come diceva il maestro Balestracci, rispetto alle opere più difficili, esattamente, sì. Anche perché l'organico e quindi i mezzi sono minori e per l'orchestra in questo caso basta, come da partitura, 2 violini, una viola e un violoncello e il clavicembalo che fa da basso continuo, che è diciamo lo strumento che dà il tappeto armonico a tutta quanta, in questo caso l'intermezzo, all'opera e quindi sono anche piuttosto semplici da mettere in scena. Però comunque ci sono costumi, ci sono le scene, insomma è una bella produzione, mi viene da dire, Elena. Sì, è semplice fino a un certo punto. Immagino. Sì, noi abbiamo fatto l'opera prendendo appunto i costumi il più possibile fedeli all'epoca, dico il più possibile perché qualche cosa sfugge sempre, anche nella scenografia ci sono delle imperfezioni, ecco, non è proprio una ricostruzione storica perfetta, però appunto abbiamo cercato di essere il più possibile attinenti e ci siamo rivolti all'Atelier Pietro Longhi a Venezia, dove appunto ci sono degli ottimi costumisti che ci hanno consigliato, ecco, il cui Sarto è anche uno storico del costume e quindi proprio ci diceva come era d'uopo vestirsi, eccetera. Infatti
una piccola minuzia: all'inizio io ho i capelli sciolti, dopo io arriverò cambierà qualcosa, io arriverò con la cuffia, perché come ci diceva appunto il costumista, il segno di avere i capelli sciolti all'epoca era di povertà, quindi piano piano invece lei con la cuffietta comincia a elevarsi un pochino. Maestro Balestracci, eravamo a Castelfranco Veneto con queste immagini, mi pare di aver capito, quindi giocavamo in casa, è il caso di dire? Sì, si vede bene per esempio che qui non c'era bisogno di grandi scenografie, perché l'ambiente stesso è scenografico e veramente bellissimo per questa rappresentazione. Anzi, tante volte si vede anche delle opere per penuria di mezzi eseguite, come si dice, in forma di oratorio, senza scene, ma questo è veramente un gran peccato, perché in questo modo si toglie proprio un aspetto essenziale di questa produzione. O addirittura certe volte si vede, quando ci sono dei registi particolarmente fantasiosi, realizzare l'azione scenica antica in chiave moderna. Per esempio, io ricordo di aver visto una volta a Palazzo Pitti a Firenze una rappresentazione dell'Euridice di Peri, e lì quando Orfeo va agli inferi per recuperare la sua Euridice, l'ambiente descritto dal regista in quel caso lì era questo inferno qui, cioè moderno, con spacciatori di droga, ladri, mascalzoni su motociclette, eccetera. Maestro, arrivo sempre a ridosso della pubblicità con lei, mi dispiace fermarla, ma riprendiamo subito l'argomento. Ci fermiamo qualche istante e torniamo subito dopo con Ore 13. Ore 13 del venerdì ad Antena 3, quest'oggi parla di opera barocca, lo facciamo con i nostri protagonisti che saluto nuovamente, Elena De Simone, soprano di opere liriche, il maestro Carlo Steno Rossi ed il maestro Sergio Balestracci. Ci eravamo lasciati poco fa con le immagini del Pimpinone, queste pillole che oggi vogliamo farvi sentire e vedere, soprattutto interpretate dalla nostra Elena De Simone. Senta Elena, non mi ricordo a che punto avevamo lasciato la nostra protagonista, ma lo ricordiamo subito. Si era appena fatta ingaggiare dal suo padrone. E allora vediamo come procede questo ingaggio? Esatto. Guardiamo assieme. Stelli, stelli, oh, che allegrezza! Prendi, prendi, oh, che fortuna! Che bel tratto! E permatto! Fammi un vezzo, un vezzo! Non per prezzo, no, non per prezzo, no, non per prezzo, non per prezzo. Cara sposa, sia goder, sia goder. Dolce sposa, sia goder. Dolce sposa, sia goder, sia goder. Bellezza, non l'ha nessuna, no, non l'ha nessuna. Pur quanto è semplice manca il cuore. Caro, Elena, mi sembra un po' ostile però ancora la protagonista qui, eh? Lui o lei? Lei mi sembra un po' ostile. Sì. Senta, quanto tempo serve per mettere in piedi un'opera come questa? Diversi mesi, sicuramente diversi mesi. Non è un lavoro semplice, soprattutto se ci si occupa dell'allestimento in maniera globale. Bisogna innanzitutto scegliere il titolo e capire quale può essere il migliore e che cosa si vuole andare appunto a proporre, trovare le parti, decidere appunto il luogo. In questo caso l'abbiamo fatto al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.
e ingaggiare appunto gli artisti i quali devono studiare ognuno la sua parte, quindi diciamo, e poi appunto ci sono tutte le prove musicali, di regia e quant'altro. E calibrare il tutto. Maestro Rossi, lei si occupa di trascrizioni musicali. Sì. Vogliamo spiegare meglio di cosa si tratta? Beh, come diceva Elena ora, è un lavoro preparatorio all'esecuzione, nel senso che una volta identificato un titolo, che tante volte è solamente un titolo senza saperne il contenuto, è necessario andare alla ricerca della partitura. Nei casi più fortunati è una partitura autografa, altre volte è di copisti dell'epoca, e quindi andare in una biblioteca, scovare il manoscritto, cercare di interpretarlo e leggerlo, magari andare in più biblioteche per integrarlo con altre aree che nel frattempo confrontarlo, trascriverlo attraverso dei software moderni in notazione moderna, farne una edizione, quindi una partitura leggibile da un direttore d'orchestra, estrarne le parti per i singoli musicisti, correggere eventuali errori dei copisti dell'epoca se c'è, perché le cose venivano fatte anche abbastanza in fretta, e una volta avute le parti vengono date ai musicisti, i quali si trovano prima a sezioni separatamente, poi cominciano le prove vere e proprie per l'esecuzione. Perché, diciamo, la differenza di altre partiture dove io posso andare in una messaggeria piuttosto che cercare in internet, eccetera, questo genere musicale non ha proprio un percorso così facile. Ci sono alcune opere che sono entrate anche in cartellone, diciamo che sono le più famose, quelle che hanno anche un maggior richiamo, ma come si diceva prima, di un compositore tipo Albinoni, che è il compositore del Pimpinone, ne ha scritte una cinquantina di opere. Molta musica è andata perduta, altra ce n'è in biblioteche sparse nel veneziano, a Venezia stessa, alla Marciana, piuttosto che al Conservatorio Benedetto Marcello e così via. E quindi è proprio un lavoro di ricerca assieme anche a dei musicologi per interpretare quello che il compositore all'epoca voleva e riproporlo nel 2014-15. Maestro Balestracci, a questo punto io so che forse mi sentono ripetere spesso questa domanda, ma chi ve lo fa fare? Nel senso che è tanto laborioso, ma tanto. Fondamentalmente è la passione per questo repertorio, più in generale per quanto mi riguarda dovrei dire la passione per la cosiddetta musica antica. La volta in cui diressi, la prima volta in cui diressi l'Orfeo di Monteverdi, mi ricordo ero veramente commosso per la bellezza di questa musica. Le scene erano essenziali, molto scarne, ma la musica era talmente bella, il testo talmente espressivo che ripagava anche della povertà delle scene che avevamo a disposizione a quel tempo. Forse i sovrintendenti dei teatri potrebbero fare qualche cosa in questa direzione, cioè come è stato fatto in Francia potrebbero rendersi conto che potrebbe diventare anche economicamente interessante potenziare questo filone. E tra l'altro l'Italia è il paese della musica per eccellenza. L'Europa era piena di direttori d'orchestra, maestri compositori, costumisti, strumentisti che erano accolti a braccia aperte dappertutto perché la formazione italiana era proprio quella non solo della musica ma del teatro. Direi addirittura in quell'epoca lì le persone più insospettabili erano collegate con questo grande business che era quello teatrale. Faccio un esempio per tutti, per esempio nelle sue memorie Casanova racconta che in un periodo in cui era a corto di denari e non sapeva come fare a sbarcare il lunario, per alcuni anni ha suonato il violino nel teatro San Moisè, cioè uno di questi teatri che oggi non ci sono più. Ma per dire che una volta era, almeno a Venezia e nell'ambiente veneziano, il teatro d'opera era veramente molto sentito, anche non solo gli intermezzi dell'opera buffa, che per i motivi che abbiamo un pochino detto reggono ancora ai tempi nostri, ma anche l'opera cosiddetta seria. Senta,
Elena, io sono curioso perché spero di riuscire a capire con il prossimo contributo come va a finire con il Pimpinone. Che dice, lo guardiamo assieme? Guardiamo. Sei mai più, dici che dici, sei mai più, noi la vedremo. Maledetto quando mai, mi trecai col demonio, maledetto quando mai, mi trecai col demonio. Mi son schiato, e mi dispetto, già lo sai poi libertà. Una paita pur papà, lo sai mo libertà. Lo sai mo libertà. Mo pur papà, ma lo sai mo libertà. Ma pur papà, già lo sai mo libertà. Lo sai mo libertà. Poi libertà. E quindi, Elena? E quindi? Sembra che il finale parla da solo. Complimenti. Tra l'altro io ho saputo una cosa che voglio qui portare a conoscenza del nostro pubblico, che lei non si occupa solo di questo genere musicale, ma recentemente ha avuto un grande successo in un concerto che ha tenuto a San Donato di Piave, credo sia proprio recentissimo, la vedo un po' colta di sorpresa. Sì. Me ne parla? Dell'8, quindi proprio pochi giorni fa abbiamo fatto il concerto, io e il maestro Carlo Rossi al Duomo di San Donato di Piave, con proprio un concerto mariano, Ave Marie, canti religiosi, e anche lì insomma sì, è stato bello. Sì, c'è stata la chiesa piena e abbiamo avuto, penso di poter parlare a nome di entrambi, una grande soddisfazione. L'ho saputo, è per questo che l'ho colta di sorpresa. Senta, adesso le faccio una domanda alla quale non è tenuta a rispondermi, ma mi auguro tanto sia così. C'è un'opera, c'è un brano, c'è un'aria che le piace particolarmente, dove si identifica maggiormente, dove la sente sua? Un'opera, cioè la mia opera preferita, lei mi dice? Sì. Difficile, eh? Ma io potrei rispondere, sì, il Don Giovanni di Mozart. È proprio, credo che a me piacciono tutte e tre le opere di Mozart, sì, le nozze di Figaro, il Don Giovanni e il Così fan tutte, ecco. Forse tra le tre il Don Giovanni è la migliore. Poi sono tre donne le protagoniste, Donna Anna, Zerlina e Donna Elvira. A parte le difficoltà vocali, che quelle poi sarebbe un discorso pratico, quale sceglierei non saprei dirlo perché sono bellissime tutte e tre, ecco. Maestro Palestracci, lei ha diretto, lei ha insegnato, i giovani si avvicinano a questo genere musicale? Ma io ho avuto la fortuna di avere a che fare con giovani appassionati e quindi ho conosciuto molti giovani bravi, musicalmente preparati, colti, sia cantanti e sia strumentisti. Perché sa, oggi magari con un po' di musica rock, con un po' di musica leggera diventa tutto più facile, no? Sì, dipende dalla formazione che uno ha avuto. Per esempio vedo con piacere che Elena ha avuto una formazione e un'educazione che l'ha portata verso il bel canto. Io personalmente, per esempio, quando ero piccolo ho conosciuto la musica attraverso la passione che mio padre aveva per la lirica, e quindi quando ero un bambino mi sono visto Rigoletto, Traviata, Trovatore, probabilmente non capivo niente o poco, ero solamente colpito da questo vibratone dei cantanti e non capivo il testo, e quindi mi annoiavo perché non capivo le parole, però in effetti forse quello che ho visto e sentito è entrato dentro di me e è germogliato poi in seguito. E lei, Carlo, come si è avvicinato a questo genere di musica? Qual è stato il momento in cui ha capito che quella era la sua strada? Beh, io ho iniziato come pianista, però il pianoforte moderno, romantico. Prima del pianoforte romantico c'era il fortepiano, che è il precursore del pianoforte, e quindi la riscoperta della filologia, cioè l'esecuzione storicamente determinata, ovvero leggere i trattati dell'epoca per capire come all'epoca potesse essere messa in scena un'opera piuttosto che la musica strumentale, e andando sempre più indietro il clavicembalo e
e quindi l'esecuzione in ensemble, considerando che a differenza della musica dell'Ottocento e del Novecento, questo tipo di musica spesso nelle partiture troviamo un semplice canovaccio, cioè ci sono le parti di violini, delle viole, ma è tutto da rimettere in scena, anche la parte musicale. E quindi c'è la bellezza, ogni esecuzione di per sé è diversa una dall'altra, a seconda delle varie situazioni che viene riproposta. Siamo arrivati all'ultima pausa della nostra trasmissione, però restate con noi perché abbiamo ancora una piccolissima sorpresa da farvi vedere. A tra poco. Ultima parte dell'appuntamento di ore 13 del venerdì, quest'oggi dedicata alla trasmissione ad opera barocca. La stiamo facendo conoscere al nostro pubblico quest'oggi grazie alla presenza del soprano Elena De Simone, dei maestri Carlo Steno Rossi e del maestro Sergio Balestracci. Vi dicevo poco fa, prima della pausa pubblicitaria, che abbiamo in serbo per voi ancora una piccola sorpresa. Vogliamo regalarvi ancora del bel canto, però voltiamo pagina, Elena, un'altra opera. Di che cosa si tratta? L'uccellatrice di Jommelli. Riusciamo a fare un'introduzione velocissima? Il più veloce possibile. Allora, librettista Carlo Goldoni, quindi niente meno. E molto velocemente si tratta, allora, una scena un po' bucolica, Mergellina che vive vendendo uccelli, appunto, cacciando e vendendo uccelli, viene vista da Don Narciso, un nobiluomo, no, che si innamora di lei ma che vuole averla così molto facilmente. In realtà Mergellina è una delle donne goldoniane, quindi molto furba, riesce a incastrarlo, a metterlo nella sua rete e a farsi donare da lui un anello molto molto costoso. Mi verrebbe da dire metterlo in gabbia, però il gioco di parole è proprio quello. Vediamo questo contributo filmato. Dico, quando si guarda trova un'emozione, Elena? Sì. Sì. Maestro Balestracci, mi scusi, ma pensavo anche al filmato di prima, non si vede il direttore d'orchestra? Lei che la dirige l'orchestra. Non si vede perché non c'era. Il maestro con la bacchetta, come siamo abituati a vedere noi oggi, non esisteva, ma ancora fino alla metà dell'Ottocento avanzato. I cantanti sulla scena guardavano il primo violino, che con l'archetto, quasi a mo' di bacchetta, stava in contatto con i cantanti sulla scena e dirigeva i suoi collaboratori, gli altri strumentisti, di concerto e d'intesa soprattutto con il clavicembalista. Il tempo sta scivolando via piacevolmente, devo dire, quest'oggi. Del resto, con gli argomenti che abbiamo trattato non poteva essere diversamente. Lei si è occupato anche di balletto antico, però. Sì, nel 1990 ho diretto il Gridelino, che è un balletto di Filippo Dallier al Teatro Regio di Torino. Ha avuto grande successo. Oltre agli intermedi di cui vi ho parlato, e oltre all'opera buffa, anche il balletto antico potrebbe riscuotere molto successo se si programmasse di più da noi, come avviene per esempio in Francia.
Continuiamo a ripetere sì, speriamo che questo avvenga. Speriamo che ci ascolti qualche direttore che ci ascolti artistico qualcuno. di qualche teatro. Maestro Rossi, c'è un consiglio che vorrebbe dare a qualche giovane, che io ci tengo particolarmente, abbiamo fatto diverse trasmissioni dedicate a loro, un messaggio che vogliamo lanciare, stimolarli in questa strada? La prima cosa è quelle volte che in qualche teatro viene riproposta un'opera barocca, un intermezzo, un balletto, come diceva il maestro Balestracci, andarla a vedere quest'opera, avvicinarsi ascoltando dei dischi, perché è un mondo estremamente affascinante che non è lontano dal nostro mondo. Io conosco musicisti che interpretano questa musica e contemporaneamente ascoltano musica rock e la eseguono anche, perché dal punto di vista dell'esecutore c'è una grande libertà nell'esecuzione che viene richiesta all'esecutore e quindi è affascinante anche la libertà con la quale ci si avvicina piuttosto che una lettura rigida che potrebbe essere nell'Ottocento e nel Novecento. Quindi... Elena, io vorrei però vedere ancora un frammento di secondo, ma purtroppo il tempo sta scivolando via, come dicevo, piacevolmente. Spero ci sia occasione però di riparlarne, di ritrovarci qui e magari, che ne so, parlare anche di un sogno nel cassetto che lei ha, ce l'avrà come tutti gli artisti, no? Ah beh, sì, sicuramente. Il mio sogno, sicuramente continuare in questa direzione, cioè per me è importante che l'opera venga divulgata, anche questa che non è così conosciuta, come diceva il maestro Carlo Rossi, io dico anche sono importanti le trame sono attuali, possono aiutare un ragazzo nella sua vita. Io, non so, una volta leggevo Shakespeare e in maniera molto semplice, alcune sue frasi poi le ho riviste nella mia vita, quindi c'è anche questo insegnamento, musica e teatro insieme. Speriamo che il messaggio sia arrivato quest'oggi a tutti quanti voi che ci avete seguiti da casa. Ringrazio il maestro Sergio Balestracci per la sua presenza quest'oggi, grazie maestro, grazie a Carlo Steno Rossi e ringrazio naturalmente Elena De Simone. Grazie della vostra presenza e a voi per aver seguito il nostro appuntamento. Arrivederci. In collaborazione con Pilotto e Beghetto Pregiata Macelleria. Da oltre 40 anni la carne è il nostro lavoro quotidiano. Assaporate la cultura della carne pregiata. Cecchin Andrea e Carlo. L'arte della pasta fresca.